un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà per ogni vita. Tutti saprete che la questione dell'ufficio postale di Santa Tecla è una questione molto delicata. Il sacrificio di Orlando di Napoli è servito a mantenerlo aperto per altri 130 giorni. Il contributo che Gianluigi Campagna insieme ad Orlando, che sarà chiamato molto probabilmente a fare un altro sacrificio, speriamo che nei prossimi giorni possa contribuire a salvare definitivamente l'ufficio postale. Non si sa quali strategie sono state delineate e non si sa perché qualche assessore che abita a Bivio Prato ha partecipato a quelle riunioni in luogo dei consiglieri deputati del posto, e poi torneremo sui consiglieri del posto. Non sappiamo cosa sia stato fatto, sappiamo soltanto che quello che noi abbiamo fatto, abbiamo detto, e quello che è stato operato in questi giorni è tutto certificato, è tutto messo per iscritto. C'è una sola verità in tutta questa storia: c'è una firma di Orlando di Napoli che ha consentito di prorogare l'ufficio postale, altrimenti, al di là delle chiacchiere, al di là dei capannelli, al di là dei comunicati stampa, l'ufficio postale Santa Tecla sarebbe chiuso. Quindi io ringrazio di nuovo Orlando di Napoli, ringrazio Gianluigi, spero che questa situazione si concluda in maniera positiva. Noi abbiamo messo tutto, e peraltro voi dovreste aver avuto la copia dell'interrogazione che noi abbiamo presentato al sindaco per chiedere spiegazioni su questo argomento, perché se è vero che il sindaco l'altra sera è venuto a dire in piazza di non avere responsabilità in merito a questa questione, deve spiegarci perché l'11 maggio ha fatto dei comunicati stampa che sono nelle mani di tutti quanti voi, nei quali ha detto che il problema era stato risolto. Se non fosse stato per l'intervento di qualche persona un po' più intraprendente e un po' più, previdente, probabilmente quel comunicato stampa dove si diceva che il problema era risolto, quel comunicato stampa sarebbe dovuto circolare adesso per il paese, perché tutto quello che era detto in quel comunicato stampa, l'ufficio mobile, era stato detto il nuovo ufficio postale, non si è verificato. E come potete ben vedere, noi abbiamo delle difficoltà per trovare questo nuovo ufficio, quindi non è che la questione è risolta, abbiamo soltanto fatto affidamento sul buonsenso di qualche vostro concittadino, e questo buonsenso di qualche vostro concittadino per adesso è un risultato minimo, ma ci ha consentito di tenere l'ufficio postale aperto per altri 130 giorni, probabilmente ci consentirà di tenerlo aperto per qualche altro breve periodo, sperando che noi in questo lasso di tempo riusciamo a trovare una soluzione condivisa, una soluzione che ponga fine a questa emergenza che si è venuta a creare, anche perché Poste Italiane effettivamente ha delle esigenze di bilancio, ma a Santa Tecla l'ufficio postale non è soltanto un ufficio postale, è un punto di aggregazione, un punto centrale, fa parte della storia, della cultura di questo paese, e per questo motivo noi stiamo combattendo fino allo stremo delle forze, veramente con tutta la coscienza e la capacità di cui siamo capaci, per poterlo proteggere e poter evitare, scongiurare la chiusura. Detto questo, visto e considerato che, come dicevo, l'altra sera abbiamo assistito ad un comizio che aveva lo scopo di chiarire l'argomento dell'ufficio postale, credo che non abbia contribuito molto a chiarire, forse ha confuso ancora più le idee. Devo puntualizzare, perché in questa frazione l'altra sera avete avuto modo di conoscere per la prima volta, e che onore, il presidente del Consiglio Comunale, la dottoressa Maria Rosalba De Vivo, che in questa piazza, più o meno da questo posto, ha detto di essere il referente del comune di Montecorvino Pugliano, in particolar modo della frazione di Santa Tecla, anzi della contrada di Santa Tecla. Allora io, per rispetto dei cittadini di Santa Tecla, voglio ricordare alla dottoressa De Vivo che innanzitutto Santa Tecla non è una contrada, le contrade stanno a Siena, il palio si fa a Siena, quindi forse si è confusa guardando la televisione, forse probabilmente non vive la realtà di Santa Tecla. È una frazione che è grande quanto un paese, è una delle frazioni più popolate, è una delle frazioni che ha il patrimonio storico e culturale forse migliore di tutto il paese, non lo dico con retorica. Quindi consiglierei alla collega De Vivo di sciacquarsi la bocca e di imparare un po' di storia prima di erigersi a rappresentante della frazione di Santa Tecla. Non sono degno di farlo neanche io, men che meno lei.
Questo per esigenza di correttezza e per rispetto nei confronti dei cittadini. Presto il sole sorgerà, di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce.